Qualche giorno fa proprio c'è stato un incontro al Quirinale con il Capo dello Stato, cosa vi siete detti? Ma ci siamo detti, abbiamo parlato di futuro. Col Capo dello Stato abbiamo parlato delle grandi riforme, abbiamo parlato intanto della riforma elettorale. Noi siamo un paese che ancora vive su un porcellum, su una legge elettorale vergognosa che non consente ai cittadini di scegliere. Sulle pagine del suo blog ho visto che voi tenete in considerazione il modello giapponese addirittura. No, non è il modello giapponese, è una battuta. Nel senso, ecco. allora, noi abbiamo No, fatto... è perché questo mi mancava, insomma. No, Quindi questo, le no, chiedo, è una sì. battuta. Il Ecco. modello giapponese, ora ci arrivo anche. Cioè, il ragionamento è questo. Noi abbiamo fatto 5 anni nella precedente legislatura, che è finita tra l'altro in maniera naturale, quindi non è finita in maniera anticipata. Il Capo dello Stato ogni settimana invitava a fare la legge elettorale, non si è fatta. Adesso si è partiti più o meno sullo stesso piede, perché voi sentite un giorno qualcuno dice io voglio il Mattarello, un qualche altro dice no, io voglio il modello svizzero con un po' di belga, io voglio il modello spagnolo, cioè in realtà per non far nulla. Allora la battuta è stata modello giapponese, nel senso... Sì, vediamo... chiara la vostra provocazione. Sì, insomma. la provocazione della serie, copiamo un sistema che funziona di un altro paese senza miscelarlo e utilizziamo, per noi sono due gli elementi che ho rappresentato al Capo dello Stato. Uno, possibilità di far votare ai cittadini i propri rappresentanti. Due, garantire una maggioranza che permetta la governabilità, un po' come la legge dei sindaci per capirci. L'elezione diretta dei sindaci l'ho fatta anch'io, il sindaco in Sicilia, cioè il sindaco quando viene eletto ha la sua maggioranza, che poi può perdere se va male, se non governa bene, però intanto quando mette in moto la macchina c'ha la possibilità di rispettare il programma. Se tu non garantisci una maggioranza, che non può essere enorme, cioè non puoi prendere il 20% e vai al 55%, perché questo è snaturare la democrazia. Anche di questo il Capo dello Stato me lo ha evidenziato lui stesso da questo punto di vista. Quindi il lavoro da fare è questo, una nuova legge elettorale, e devo dire francamente con quello che sta accadendo forse la cosa migliore, anzi certamente noi auspichiamo che si vada a votare. Abbiamo parlato col Capo dello Stato anche di riforma della giustizia, abbiamo parlato di queste che sono le nostre battaglie, dal no al gioco d'azzardo di Stato, ai beni confiscati alla mafia, al lavoro che non c'è e che noi riteniamo ci possa essere in Italia solo aprendo quelle cassaforti e finanziando, non tanto pagando solo debito pubblico, che poi paghiamo il debito pubblico alla Francia, alla Germania, che sono proprietari del nostro debito pubblico di fatto, ma al contrario noi dobbiamo favorire il mercato interno, significa rimettere in moto l'economia mettendo denaro. La pubblica amministrazione dovrebbe pagare i propri debiti, cioè ci sono una serie di cose che vanno fatte perché è un po' il gioco, no? Voi immaginate, l'Italia è in questa situazione, noi abbiamo come se ci fosse qualcuno che ha un mutuo da pagare e ha i soldi giusti per pagare la rata del mutuo, però se paga il mutuo non può comprare le materie prime, metti che ha una bottega di rivendita di frutta, non può comprare la frutta da vendere, allora ha un bivio, o paga la rata del mutuo ma chiude la bottega e quindi sarà l'ultima rata che paga perché non lavora, o viceversa paga una parte o non paga giusto quella rata del mutuo, compra la materia prima e rimette in moto l'economia. Quello che sta facendo l'Italia in questo momento è massacrare gli italiani, tartassarli. Avete visto, cambiano anche tutti i nomi delle tasse. Sì, dico, abbiamo acronimi nuovi. Tarsu, Trise, adesso l'ultimo è IUC. Ora c'è lo IUC, dico tutti i nomi che acronimi, poi, sì, acronimi anche stravaganti. Strani, stravaganti, che sono tutti sinonimo di grande fregatura per i cittadini onesti, perché questa è la verità dei fatti, ma perché non si tagliano? È una nostra battaglia, che magari qualcuno in Parlamento che ci è andato con 150 parlamentari come Grillo, invece di stare appollaiato sui tetti, poteva fare le battaglie interne. Ma vi pare normale che ancora oggi in Italia si spendano 4 miliardi per le auto blu, 4 miliardi di euro? Cioè 4 volte l'aumento io, cioè noi pensiamo che con 1 miliardo ne hai di auto blu da far girare, Cioè poi se anche negli altri paesi europei i primi ministri girano in bicicletta, francamente in un paese come il nostro che è in grande difficoltà economica le potremmo evitare. Allora sono tutte cose talmente semplici che non capisci, e infatti il cittadino è sfiduciato perché non capisce più niente, non capisce perché le soluzioni più semplici non vengono fatte e al contrario si cercano soluzioni artificiose che poi alla fine sono sempre dannose per la collettività.